un momento commemorativo rivolto agli studenti delle scuole. Mettendosi così, come casella. Frusini, Fru! Picchietto, Ri, foto! E a tutti quelli che ogni mezzo e sforzo cercano di salvare quelle vite e quelle famiglie sfortunate. Il mondo dei lager sia esistito, che sia stato introdotto irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che quindi sono possibili. Lo scopo dei lager è l'annientamento dell'uomo, che prima di morire deve essere degradato, in modo che si possa dire, quando morrà, che non era un uomo. Coinvolse milioni di persone di tutte le nazioni europee occupate dai nazisti e nella stessa Germania. È stato da più parti affermato che nella storia dell'umanità non si riscontra altra dimostrazione pari a questa